Well, you can tell by the way I use my walk, I'm a woman's man, no time to talk. The music loud, women walk, being kicked around since I was. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Thief. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente immersi all'interno della nostra oscura atmosfera in questa giornatina piovosa proprio all'interno della nostra grandiosa cittadina. Allora vediamo quello che riusciamo a combinare quest'oggi. Come potete ben vedere siamo riusciti a entrare appena adesso all'interno di questo cortile da questa porta, come avete ben potuto vedere nel video precedente, e sicuramente all'interno della nostra sezione degli obiettivi possiamo notare che dobbiamo dirigerci proprio alla torre, proprio per notare qualche informazione in più per quanto riguarda ovviamente il nostro primo capitolo, ovvero quarantena. È successa una cosa strana e la città è misteriosamente cambiata. È arrivato il momento di cercare risposte e scoprire cosa sta succedendo. Il primo passo è tornare alla torre e cercare degli indizi. Le strade sono infestate da una pestilenza chiamata il morbo e l'armata del barone ha isolato la città. Arrivare a destinazione non sarà facile. Dobbiamo riuscire ragazzi a tornare all'interno di quella sorta di cupola di vetro. Al di sotto della stessa si ritrovava appunto quella sorta di concilio di maghi, quel concilio arcano, e dobbiamo fare il tutto non facendoci scoprire, magari rubando tutto il bottino, e se possiamo magari estinguendo i 9 fuochi accompagnati dagli 8 colpi alla testa delle 4 minacce. Per quanto riguarda invece la nostra missione principale, vediamo adesso di trovare una bella strada per arrivarci. Intanto una bella bottiglia di rum per il nostro caro Garrett. Mi sa che sentirà un po' freddo con questa dannata pioggia. Allora, qui addirittura vi è un piccolo armadietto, a quanto pare ci sarà qualcosa. Addirittura possiamo intrufolarci proprio per nasconderci alla Hitman Absolution. Bene, può essere anche un'ottima idea per fuggire. Ottimo. Allora, all'interno dello scorso gameplay mi sembra di aver visto da queste parti un giornale. Eccolo qua, The Citizen, edizione giornaliera, i benefici di un coprifuoco severo. Abbiamo raccolto un documento. Sarà meglio ragazzi sempre essere aggiornati su questi documenti, perché potrebbero contenere informazioni molto interessanti. Allora, 20 su 6, anno RN 842. Fermare il morbo è responsabilità di ognuno. La quarantena e i precedenti abbattimenti di bestiame hanno prodotto un effetto visibile, afferma il dottor Troy di Stone Market. Senza dubbio è la malsana interazione della malinconia con l'ambiente che circonda i malati a causare il propagarsi di questa interminabile piaga. Infatti vi ricordo ragazzi che vi è una sorta di malattia all'interno di questa cittadina illuminista. Intanto consiglio a tutti, sani e infermi, di rispettare il coprifuoco. Nel frattempo ogni cittadino sappia che i medici migliori del barone lavorano incessantemente per trovare una cura. Sono davvero giorni di cambiamento e di progresso. Speriamo, amico mio, però a quanto pare il nostro unico obiettivo è quello di raggiungere la nostra cara e amata torre. Secondo il nostro indicatore dobbiamo farci 14 metri appunto in scalata ripida, usando appunto l'artiglio per arrampicarci su muri o scale fuori portata. Attenzione, guardate un pochettino. Perfetto, allora come avete ben potuto vedere sono riuscito ad aggiungere direttamente i sottotitoli. Intanto raccogliamo della salute, per consumarla utilizziamo H. Sicuramente salute sarà convertita in cibo nel momento in cui la utilizzeremo. Attenzione, vediamo da queste parti. Perfetto, questa è una vecchia caldaia, mi sa che questa strada ormai è sbarrata. Ok, ecco addirittura un'altra grata in ferro. Opla là! La torre dell'orologio lì in alto ragazzi deve essere appunto il nostro obiettivo. Ed ecco che procediamo presso il nostro e unico attenzione, prendiamo intanto questo ingranaggio, presso il nostro unico e amato obiettivo. Intanto vediamo di scendere da questa parte. Ottimo, attenzione a non creare troppo scompiglio. Perfetto. Chi c'è? Chiusa fino all'alba per ordine del barone. Eccoci. Allora, vediamo che succede. Forse è per questo che non sono politico. Impediamo ai poveri di andare dove non devono. Non ci servono i popolani a peggiorare la situazione. Ehi! Dove credi di andare? Quarantena! Aia. Sbarrare così la città non impedirà al morbo di diffondere. Mi dispiace amico mio. Solo seduti sulla nostra bara. Pagati per stare seduti. A quanto pare vige una sorta di legge marziale, diciamo, i soldati impediscono alle persone di... è riuscito a isolare me. Infatti siamo gli unici che ci ritroviamo all'interno di questa situazione. Ci sarà una specie di coprifuoco. Nessuno ragazzi è ammesso al di fuori della propria casa. Allora qui addirittura vi è una sorta di piccola grata. Vediamo se possiamo ottenere una sorta di vantaggio salendo al di sopra di essa. Nuova mappa, vediamo un po'. Siamo in una strada secondaria proprio di Stone Market. Vediamo se riusciamo a oltrepassare il tutto. Attenzione, ecco delle piccole casse. Sicuramente riusciremo a non romperci una gamba. Ah, oh, mamma mia, attenzione amico mio. Qui abbiamo un altro piccolo ubriaco che si diverte con le sue bottiglie di vino. Vediamo, mi sa porta chiusa. E questa zona mi sa che è un vicolo cieco. Attenzione, forse quella bella fune là in alto. Allora, vediamo un pochettino quello che possiamo fare. Questa deve essere appunto una zona semi chiusa. Ma perché ci hanno fatto scendere qua sotto?
calma, amico mio, non voglio farti niente di male. Allora, ci hanno fatto scendere qua proprio... Ah, ecco cosa c'era. C'era qualcosa di interessante, una freccia d'acqua, molto importante soprattutto per spegnere le determinate candele o addirittura torce durante la strada. Va bene, potrebbe esserci utile. Attenzione ragazzi, un'altra guardia qui davanti a noi. Vediamo se possiamo ottenere un ottimo balzo della fede per neutralizzarla. Eccola che arriva direttamente dall'alto, colpo in testa e messa al tappeto. Ottimo, chissà che cosa stava facendo, maledizione. Forse stava cercando di eliminare questo cadavere per evitare che la malattia si diffondesse. Va bene, intanto una freccia a punta larga. Vediamo se possiamo saccheggiare il suo cadavere e vediamo un pochettino. Allora, questa specie di borsellino possiamo prenderlo, perfetto, delle monete. Attenzione, il cadavere vediamo di prenderlo. Non so se è morto ragazzi, però gli abbiamo fatto davvero molto male in questa testa pelata del nostro caro amico. Allora, io direi ragazzi di posizionare il suo corpo magari nei pressi di questa sorta di porta di legno per evitare che lo trovino. Benissimo. E io direi di procedere, perfetto. Attenzione, da queste parti non c'è nient'altro, solo whisky di vecchia data. Attenzione. Ottimo, guardate un pochettino quest'artiglio quanto è utile. Ci ha facilitato davvero tantissimo la strada. Allora, vediamo un po'. Bene, la torre dell'orologio deve essere appunto là, da quella parte. Dobbiamo scendere presso questo cancello in ferro battuto. Ok, attenzione amico mio, procediamo. Benissimo. Da queste parti. L'artiglio è silenzioso se usato come si deve. Erin era molto più rumorosa quando lo usava. Già, ma era proprio una ragazza impetuosa, troppo coraggiosa, un coraggio tramutato magari in incoscienza. Noi siamo davvero molto più abili. Intanto quello che abbiamo imparato nel Ratway su Skyrim, quest'oggi lo utilizzeremo, ovvero la nostra abilità nel saccheggiare e scassinare le più svariate porte e cancelli di questa regione. Benissimo, mi sa che siamo riusciti a ottenere l'accesso, vediamo un po'. Grandioso. Allora, vediamo un pochettino. Io direi di chiudere la porta per evitare problemi. Intanto abbiamo notato a nord un bel candelabro in argento, sempre utile. Vediamo un pochettino, tieni premuto. Allora, vediamo di passarci in mezzo. L'altro giorno ragazzi, anzi il nostro Garrett mangia verdura da mesi, quindi sicuramente sarà uno stecchino, potrà passare tranquillamente. Solleviamo quest'asse in ferro. Ah, perfetto, ce l'abbiamo fatta. Meno male che siamo dimagriti di circa 20 kg. Udite! La corte di Stonecutter è chiusa per la notte! Ah, da quella parte si va alla corte, ragazzi. Il prezzo della maschera ingioiellata. Maschera ingioiellata. Starebbe a saziare 100 bocche per un anno. Adesso non farne un caso di coscienza. Peggio del malanno suicidio. Posso tagliare per il gioielliere e superare questi cancelli. Oltretutto quella maschera sembra interessante. Allora, a quanto pare ragazzi il cancello per, come dire, che separa la corte dalla città deve essere sorpassato magari entrando dal nostro gioielliere. Luci Allora, sono ancora rotte. È rimasto qualcuno capace di rimetterle a posto? Fallo a trovare un manovale con le dita ancora in piedi. allora, vediamo di ragionare ragazzi. Questo deve essere il gioielliere. Là dentro ci dovrà essere sicuramente una maschera di ottima portata a livello economico, quindi attenzione a quello che riusciamo a combinare. Vediamo se possiamo magari ottenere l'accesso da quella parte. Allora, due guardie a quanto pare se la fanno sempre a camminare da questa parte, avanti e indietro, marciando. Io direi di scendere intanto da questa parte. Vediamo se possiamo ottenere l'accesso. Ottimo. Allora, il gioielliere è proprio da quella parte. Vediamo se possiamo magari passare in mezzo ragazzi. Attenzione, vediamo se riusciamo a ottenere l'accesso. Andiamo, grande mossa del nostro grande amico, ottimo scatto alla grande, perfetto. Allora, vediamo un po' il gioielliere, ci beviamo qualcosa? No, amico mio, già abbiamo bevuto abbastanza. Il nostro caro amico si sarà già divertito dopo aver sorpassato la nostra grande torre in vetro. Vediamo da queste parti, addirittura qui c'era un vecchio condotto della reazione che potevamo utilizzare ragazzi, però sicuramente questa strada potrebbe essere più adatta. Attenzione, qui addirittura una piccola grata, vediamo un po'. Niente, qua a sinistra mi sa che è tutto sbarrato. Attenzione, altri ubriaconi qui sulla destra, poveracci, sicuramente con questa notte di gelo. Attenzione. Qui è vuoto, ok, non c'è nessun problema. Allora, un altro cancello davanti a noi. Vediamo se possiamo scassinare alla grande. Ok, prepariamoci. Meno male che abbiamo sempre qui qualche grimardello pronto e non ne abbiamo rotto neanche uno. Ok, eccoci pronti. Dai, avanti che ce la facciamo, maledizione. Ok, eccoci. Vediamo un pochettino sulla destra. Grande, davvero proprio Diabolic e Lupin messi assieme. Grande. Allora, vediamo un pochettino. Vediamo di aprire il... Bene ragazzi, siamo riusciti ad oltrepassare il nostro grande cancello. Adesso vediamo quello che possiamo combinare. Il gioielliere deve essere appunto alla nostra destra, però dobbiamo stare molto attenti perché da queste parti potrebbero esserci guardie davvero di ogni livello. Allora, abbiamo una bella freccia a quanto pare con punta larga, però vorrei capire qualcosa di più di questa freccia, magari all'interno della nostra sezione magari delle informazioni. Vediamo se abbiamo magari qualche nota in più sulle nostre frecce. Mi sa di no, Vediamo se possiamo dare un'occhiata più da vicino. Questa deve essere appunto una freccia che uccide. Vediamo un pochettino, qui una guardia davanti a noi, vediamo quello
quello che intende combinare il nostro gioielliere appunto alla nostra destra. Però sono riuscito a notare una bella gratta davanti a noi. Vai via amico mio, è solo una tua vecchia allucinazione. Vediamo se possiamo saltare su. Ottimo lavoro. Benissimo, allora siamo sulla destra. Eccolo qua, un piccolo condotto Qualche dell'aria. quartiere, stanze di sopra. Rubare la maschera sarà uno scherzo. Speriamo. Allora abbiamo superato il cancello della quarantena. Anzi no, dobbiamo rubare la maschera ingioiellata. Deve essere da queste parti. Allora guardate quanta roba ragazzi. F per la concentrazione visiva. Vediamo un po'. Ah, probabilmente con questa modalità avremo l'opportunità di vedere tutto ciò che luccica. Benissimo. Fai il matto ogni volta che sente un rumore. Speriamo ragazzi che il solo, diamo un'occhiata a sinistra, un'occhiata a destra, mi sa che non c'è nessun altro. Eccolo, pronti, lanciamoci. Benissimo, ottimo colpo alla testa, anche se ha la corazza di maglia che gli ricopre il capo. Però siamo riusciti a dare del nostro meglio. Allora, altre monete, qui mi sembra di aver visto qualcosa di interessante, come anelli, benissimo. Altre spille, mi sa che questa zona ormai è stata ripulita. Ok, altri ottimi cassetti, bracciali, ottimi, questi li venderemo tutti più avanti. Orecchini, questo deve essere appunto l'ufficio di un gioielliere. Mi concentro, penso e agisco più velocemente del normale. Cosa mi è successo? Probabilmente con questa abilità abbiamo dei sensi e anche le nostre, come dire, la nostra struttura fisica molto più potenziata. Quindi attenzione a come utilizziamo questa particolare abilità. Allora, vediamo un po'. Mi sembra di dare un'occhiata più da vicino da questa parte. Vediamo se possiamo sbirciare. Ah no, più che sbirciare, vediamo. Aspetta, amico mio, calma, calma. Allora, vediamo se possiamo aprire direttamente questa teca. Allora, vediamo un po'. Ah, addirittura non c'è neanche un sistema di protezione. Possiamo necessariamente rubare tutto alla grande. Ok, vediamo un po'. Che è stato sto rumore? Calma. Stiamo attenti. Attenzione ragazzi, qua sta dormendo qualcuno. Ecco chi era che appunto russava. Attenzione ragazzi, non appunto mai visto una guardia così da vicino. Vediamo se possiamo magari neutralizzarla immediatamente. Perfetto, stai zitto amico mio. Adesso ti risveglierai domani mattina dopo questo bel colpo alla testa. Ok, altri calici. Vediamo qui sulla destra cosa c'è. Vecchi libri, sicuramente non ci interessano. Un tagliacarte. Ok, ecco chi era che russava ragazzi. Sicuramente ha aperto, come dire, la porta con il suo fiato. Guardate un pochettino del grande respiro che aveva il nostro amico. Vediamo un pochettino qui. Altri mucchi di monete. Vediamo un po' da questa parte. Ok, mi ricordano molto Amnesia questi cassettini. Qui un vecchio termosifone. Mi sa che non ci serve. Vediamo qui nella parte superiore. Ecco, appunto qui c'era un'altra bella teca. Poteva essere utile. Allora, raccogliamo tutti questi bei bracciali. Ottimo, mi ricorda davvero molto Skyrim questo gioco. Soprattutto quando si effettuavano le missioni per il ratto e quando si andavano a minacciare le persone. Magari faccio un salto al porto. Quando si facevano le risse dal gioielliere, roba del genere. Attenzione ragazzi, mi sa che qualcuno andrà al porto. Ma questo non ci interessa. Da questa parte, attenzione, questa è sicuramente un'altra stanza. Vediamo di chiudere questa dannata porta che potrebbe darci problemi. Ok, allora in quella stanza credo di aver visto una cassaforte. Chiudiamo la porta perché nessuno deve vedere nulla. Benissimo, ottimo. Allora, da questa parte una bella cassaforte con doppia. Ecco, questa cassaforte sicuramente sarà più dura delle altre. Eccola qui, una chiusura Marshall di seconda generazione. Eccola qui. Qua ci serviva ragazzi il maialino di Toy Story. Il maialino di Toy Story, non so se ve lo siete visto ragazzi, ma sapeva tutto e tutto su tutte le serrature, roba del genere, roba tecnologica. Mi sa ragazzi che qua dobbiamo essere molto più precisi. Non sarà facile come al solito scassinare la nostra cassaforte. Un po' più a sinistra, attenzione. Olè, primo scatto fatto. Vediamo un po' da questa parte. Eccolo, siamo vicini. Eccolo, maledizione, un po' più sulla sinistra. È dura questa cassaforte, Credevo che lo scassinare fosse un'abilità abbastanza facile da affinare, ma a quanto pare, eccoci. Attenzione a non rompere il grimardello, Beccato, perfetto. Ne rimangono 3 ragazzi, fuori 2. Perfetto, sulla parte inferiore. Eccolo, vediamo se possiamo renderci un pochettino più abili. La grande. Ma dove è finita tutta la nostra abilità di Diabolic che avevamo appunto nelle coscette? Avanti. Mi sa sulla sinistra, proviamo a lanciarci da questa parte. Niente ragazzi, dovete guardare appunto il mio mouse come sta navigando proprio sulla scrivania per trovare il punto di contatto adatto. Vediamo un pochettino. Olè, perfetto, rimane l'ultimo scatto del nostro grande lucchetto. Vediamo se possiamo trovarlo, deve essere appunto qua in fondo. Eccolo, l'abbiamo quasi beccato. Perfetto, allora vediamo cosa nasconde questa dannata cassaforte. Ci ha intrattenuto per qualche secondo. Alla grande. Allora, questo deve essere appunto il bracciale tanto cercato. Un bracciale nero fumo.
Benissimo, allora adesso lo analizzeremo con calma. Però delle ottime monetine d'oro possono essere interessanti, perfetto. Però vorrei spendere tutti questi dannati soldi che abbiamo appena adesso guadagnato. Allora, di qua possiamo procedere. Ok, non credo che ci sia ancora qualcun altro. Vediamo un pochettino da questa parte. Il piano... Ah, me l'aveva detto il nostro Garrett che c'erano appunto 2 piani. Vediamo un po'. Eccoci. Vediamo se possiamo dare un'occhiata alla mappa, ragazzi. Allora, il nostro... Ho un dente ballerino. Ah, Scassina, vediamo un pochettino. Scassina, questa deve essere appunto la saracinesca, se noi la chiameremo così adesso al giorno d'oggi. Però probabilmente non dobbiamo uscire da questa parte. Vorrei dare un'occhiata più da vicino a tutto quello che si ritrova appunto dall'altra parte, perché sicuramente, ragazzi, ci saranno delle guardie, quindi attenzione a quello che combiniamo. C'è addirittura una bella finestra qui, vediamo un po'. Ah, perfetto, si poteva entrare anche da questa parte per arrivare proprio al piano di sopra. Ok, questo non è un problema. Attenzione, questa deve essere appunto una luce. Abbiamo visto, ragazzi, che il gioco è ambientato direttamente in un'epoca illuminista. Sicuramente non ci troviamo nel Medioevo. Vediamo un po' da questa parte, vediamo di scendere al piano. Dunque, vediamo. Cugino, è facile che la presente finisca sulla pila di lettere mai consegnate su in città. Preghiamo che non sia così, poiché ho un'interessante proposta da cui trarre vantaggi, ricchi vantaggi. Bene, ragazzi, a quanto pare il filosofo scienziato che abbiamo davanti non si accinge appunto a lasciare la sua postazione. Ho Dov'ero capito rimasto? che appunto la sua strada è da questa Vantaggi. scrivania a sinistra a Per quella la scrivania signora davanti, ho e non credo che creato possiamo una ucciderlo, coppia perché sicuramente sarà un indolata, civile. con il vetro più pregiato, adatto a una maîtresse. Allora, io direi, ragazzi, di iniziare a fuggire direttamente da quella parte nel momento in cui lui non guarda. Tanto se rimaniamo all'interno dell'ombra non credo che ci vedrà. Allora, vediamo di andare da questa parte. Benissimo, ok. Allora, analizziamo direttamente la situazione. Ci sono diversi sono oggetti da queste consumato parti le che dita. potrebbero Sì, essere sì, utili, sì. come per esempio, I vediamo un denari po', sono una nel freccia pezzo incendiaria. originale Questa che è terrò nella utilissima, mia benissimo. bottiglia finché non Allora, troverai rimaniamo un qui. Ci sono acquirente tanti altri fuori da oggetti come questo marciume. calici, monete d'oro. Però non vorrei essere beccato, Originale ragazzi. la Vediamo di procedere da Bella questa truffa, parte. vai. Scassiniamo questa bella porta settecentesca. Sembra molto più facile della cassaforte che abbiamo beccato sopra. Ok, siamo diventati, ragazzi, così ricchi di tutta questa roba che abbiamo preso che i nostri grimardelli sono diventati dorati, quindi guardate che fighi. Benissimo, avanti Lupin, dai che ce la facciamo. Qua c'è Jigen con i baffi che ci segue. Ok, ottimo, chiudiamo il tutto. Allora, abbiamo rubato tutto quello che potevamo dal gioielliere. Qui mi sa che c'è un'altra bella zona da cui poter passare. Vediamo se possiamo salire al piano di sopra. Ah, questa era la zona dove c'erano le guardie. Ragazzi, ma qua la situazione diventa sempre più complicata. Allora, vediamo di salire da questa parte. Ok, sicuramente lì c'è addirittura la nostra come dire, la saracinesca che abbiamo prima scassinato. Vediamo se possiamo scendere qui. Benissimo. Allora, un'altra bella porta e un'altra bella zona probabilmente da scassinare. Addirittura questa zona è completamente... Ah, era un cassetto, non era una saracinesca, maledizione. Invece che cos'è questa specie di piccola grada qua in alto? Vediamo se possiamo salire.